Al centro il disegno in tutti i suoi aspetti, il disegno che non risparmia il colore, il disegno che traccia il DNA di un artista. Parte da qui la nuova grande mostra che porterà a Padova opere dei grandi protagonisti delle post-avanguardie del Novecento. Verrà aperta il 5 ottobre prossimo a Palazzo Zabarella la mostra Matisse, Picasso, Modigliani, Miró, una mostra organizzata dal Museo de Grenoble e dalla Fondazione Bano in collaborazione con il Comune di Padova. I disegni hanno questa prerogativa particolare che ci fanno entrare proprio nella creatività dell'artista, nel modo di procedere dell'artista, nell'animo dell'artista, quindi saranno un modo diverso e nuovo per capire Picasso, Matisse, Modigliani, Léger, Balthus. Penso che per il pubblico sarà una grande occasione per entrare in un mondo, quello disegno, che è un po' meno noto rispetto a quello della pittura e della scultura. Palazzo Zabarella prosegue il suo dialogo internazionale con istituzioni museali di fama. Il Museo francese di Grenoble infatti è tra i più famosi e mette a disposizione più di 130 opere per raccontare uno dei periodi più rivoluzionari della storia dell'arte, dal cubismo al dadaismo, dal surrealismo all'astrazione. 132 disegni, un percorso d'arte moderna tra fine 800 e la prima metà del Novecento, ma lo racconta con autografate proprio con gli autori stessi. Ecco, il disegno è la parte, come dire, più istintiva, più naturale, più immediata che un creativo, un grande artista, un grande pittore possa fare. Circa una trentina le opere di Matisse, dove si riconoscono i preparativi a carboncino del celebre dipinto della danza, inno della pittura Fauve, ma ci sono anche artisti del calibro di Signac, Léger, Cocteau e Calder, tanto amato da Peggy Guggenheim. La mostra aprirà il 5 ottobre e resterà a Palazzo Zabarella fino al 12 gennaio.